Quando si parla di sostenibilità, si parla di operatività concrete, con quello che può essere anche un'istantanea ricognitiva sullo stato dell'arte dei PAESC in Italia. Sì, Enea in qualità di coordinatore nazionale del patto dei sindaci, tra le sue attività istituzionali ha anche quello, oltre alla promozione, anche la parte di ricognizione delle buone pratiche e della diffusione di queste buone pratiche. In questo periodo storico particolarmente il ruolo dei coordinatori territoriali diventa sempre più rilevante per dare continuità al discorso del patto dei sindaci. Enea sta portando avanti questa ricognizione su scala nazionale di quelle che sono le buone pratiche di coordinamento delle attività sul territorio e quando si creano le opportunità e gli spazi collabora anche per lo sviluppo di iniziative territoriali, come ad esempio qui in Veneto, in cui c'è attiva una convenzione con la regione per cui si andrà a realizzare una ricognizione dello stato dell'arte del patto dei sindaci per i comuni veneti e si andranno a promuovere iniziative concordate insieme anche con la regione per lo sviluppo e l'attuazione dei PAESC sul territorio.